C'è una barriera umana. Ci hanno occupato lo studio. Come facciamo? Ehi, siamo qui. Permesso. Oh, ecco, grazie, vedi? grazie. È vero che loro sono ospiti graditi e quindi ci hanno preso la mano e ci hanno occupato lo studio. Loro sono i Seven Hills. Buonasera, bentrovati. Gianluca Ciao. Buratti, bentornato anche in questa puntata. Grazie. Di Mille Voci. Loro sono amici di Gianni Turco, amici di Mille Voci, hanno questo coro gospel che si chiama Seven Hills, lo ricordiamo perché raccogliete i 7 colli, tutti i partecipanti, i membri di questo coro vengono da diverse parti di Roma. Da tutta Roma. Da tutta Roma, sì. Quindi abbiamo una rappresentanza di tutte le zone di Roma, colli. abbiamo i 7 colli. Bene, la canzone con cui apriamo questa puntata. Portiamo un po' di felicità. I sing because I'm happy. Oh, che è un po' quello che facciamo anche qui a Mille Voci. Cantiamo perché siamo felici e vogliamo portarvi felicità e tenervi compagnia. Quindi con noi Seven Hills. I sing because I'm happy. I sing because I'm free. His eyes on the sparrow, and I know he watches me. I sing because I'm happy. I sing because I'm free. His eyes on the sparrow, and I know he watches me. I sing, oh yes I sing. Because I'm happy. I sing, oh yes I sing. Because I'm free. For his time is on the sparrow, and I know he watches me. I sing, oh yes I sing. Because I'm happy. I sing, oh yes I sing. Because I'm free. For his eye is on the sparrow, and I know he watches me. I'm so happy, yes. I'm so happy, yes I am. I'm so happy, yes. I'm so happy, yes I am. I'm so happy, yes. I'm so happy, yes I am. I'm so happy, yes. I'm so happy, yes I am. I'm so happy, yes. I'm so happy, yes I am. I'm so happy, yes. I'm so happy, yes I am. I'm so happy, yes. I'm so happy, yes I am. I'm so happy, yes. I'm so happy, yes I am. For his time is on the sparrow, and I know he watches Bravissimi, grazie per questo inizio. Abbiamo bisogno di un momentino così ci facciamo accomodare i membri dei Seven Hills, quindi Riccardo. Linea al Turco.
Bene, allora abbiamo aperto con i Seven Hills questa sesta puntata della 21esima edizione di Mille Voci e continuiamo subito con un grande amico. Lui dice che sta qui da una vita. È vero. Vabbè, dice lui. Vabbè. Daniele Sinasce. Eccolo! Buonasera. Non è che lo dice solo lui, lo dicono pure tutti i video che ci sono sul canale YouTube di Mille Voci, quindi ci sono delle testimonianze filmate della presenza di Daniele Sinasce in 21 edizioni di Mille Voci. Ma io non sono andato mai via, sono rimasto proprio qua. Fantastico. Presenza fissa di questa edizione, graditissimo ospite, il Daniele Sinasce e Renato si diventa. Ma guarda, il conto in banca è leggermente diverso. È vero, giusto quello. La canzone di oggi, Daniele, vai. La canzone di oggi è un inno alla vita, è un inno a spingersi sempre più in là, a fare meglio, a portare sempre più lontano i nostri limiti. La canzone è dedicata a tutti e si chiama Più su. Daniele Sinasce. E poi di colpo eccomi qua, sarei arrivato io in vetta al sogno mio, come lontano ieri. E poi più in alto e ancora su, fino a sfiorare io. E gli domando io, Signore, perché mi trovo qui se non conosco amore? Sboccia un fiore malgrado nessuno l'annaffierà, mentre l'aquila fiera in segreto a morire andrà. Il poeta si strugge al ricordo di una poesia, questo tempo affamato consuma la mia allegria. Canto e piango pensando che un uomo si butta via, che un drogato è soltanto un malato di nostalgia, che una madre se arrende a un bambino non nascerà, che potremmo restare abbracciati all'eternità. E poi ti ritrovo qui, puntuale al posto tuo, tu spettatore, vuoi davvero che io viva il sogno che non osi viverete? Questa vita ti sfugge se tu non la fermerai. Se qualcuno sorride, tu non tradirlo mai. La speranza è una musica antica, un motivo in più. Canterei e piangerei insieme a me, dimmi, lo vuoi tu? Sveleremo al nemico quel poco di lealtà. Insegneremo il perdono a chi dimenticare non sa. La paura che senti è la stessa che provo io. Canterei e piangerei insieme a me, fratello mio, più su.
più su. Più su. Ed io mi calerò nel ruolo come mio, finché ci crederò, finché ce la farò. Più su. Più su. Più su. Fino a sposare il blu, fino a sentire che ormai sei parte di me. Più su. Più su. Grazie. Bravo, 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 bravo. Grazie di cuore. Bravo, bravo. Le tue interpretazioni sono sempre veramente emozionanti, anche personalizzate, quindi veramente Daniele. Tu che sei una cantante puro sangue, hai notato questi piccoli... Certo, queste no, piccole ma differenze. assolutamente, bravissimo, veramente complimenti e grazie perché ci tieni compagnia anche in questa 21esima edizione Ma di Mille Voci. grazie a voi che mi volete sempre. Daniele Grazie, Sinacce, Gianni. grazie Daniele. Grazie. Proseguiamo con gli amici. Amica tua. Beh, amica mia. Amica tua. Quindi Lorenza Bettarelli. Ma adesso Riccardo ci prendono in giro per la nostra amicizia, ma noi lo diciamo sempre, non è facile essere amiche fra donne, perché le donne fanno a volte fatica a fare gruppo, no? Sembra strano, ma io sono convinta di questo. Credo, E invece... no, aspetta, credo che le donne si capiscano molto bene. È vero? Quindi Chiedo- quando sono amiche perché Perché capito? si capiscono, Chiedo appunto. scusa, ma io adesso qui che ci faccio? Scusa. Guarda, tipo, no, beh, perché io penso che invece sono molto, come dire, promuovo molto l'amicizia fra l'uomo e la donna, di questo io È sono convinta fantastica. che ci possano essere veramente Ma come delle no? amicizie Ma come no? Certo. molto molto profonde, Certo. quindi mi fa piacere dirlo, perché chi non ha questa esperienza mi dispiace, perché invece ci possono essere grandi rapporti di amicizia Assolutamente sì, sono come d'accordo. il mio con Gianni Turco, dico, quindi io per esempio. Allora, andiamo avanti Lorenza, vai, qual è un'altra canzone splendida del patrimonio della musica leggera italiana? Tu hai Guarda, io ho sto detto coraggio. brava. Mi hai anticipato perché guarda, ho proprio fatto una follia a fare questo pezzo. Però vabbè, la canzone è bella, quindi ho detto vabbè, mi butto. Poi E fai benissimo, te lo puoi permettere perché i sarà una nostri bellissima amici comprenderanno interpretazione. Riccardo, sicuramente senti che la cosa difficoltà riesce... di questo brano. Quindi... certo. Il brano? Di qual è il brano Il che brano? Riccardo così... E non finisce mica il cielo. Vedi Lorenza che... Bettarelli. E non finisce mica il cielo, anche se manchi tu. Sarà dolore o è sempre cielo, finché io vivo. Chissà se avrò paura o solo il senso e la voglia di te. Se avrò una faccia pallida e sicura
non ci sarà chi rida di me se cercherò qualcuno per ritornare in me, qualcuno che sorrida un po' sicuro, che sappia già da sé che non finisce mica il cielo, e se la verità possa restare in questo cielo finché ce la farà. Se avrò una faccia pallida e sicura, sicura, non ci sarà chi rida di me, perché io avrò qualcuno, perché aspettando te potrò trovarmi ancora sulla strada per ritornare in me, per ritornare in me, per ritornare in me. E che ho ragione quando dico che sei bravissima. Una bellissima interpretazione di questa canzone, veramente splendida. Lorenza Bettarelli a mille voci. Grazie. Ma queste canzoni poi sono difficilissime perché ti mettono subito, no, in paragone con le grandi cantanti che hanno portato al successo questi brani, per cui poi reggere insomma il confronto è impegnativo. Brava Lorenza. Sì, però pure tu non è che scherzi, vorrei dire, no? Perché? E perché anche tu ti metti a cantare i grandi successi della musica leggera, italiana, romana, napoletana. Però adesso io ho letto la scaletta, ho letto il titolo della canzone che canti oggi. Sì, io non l'ho mai sentita cantata da te, è una new entry, mi sa. Sì, insomma, l'ho messa in repertorio da poco tempo, Però è un brano che a me è sempre piaciuto. Ma veramente una bella scelta, Riccardo. Mi auguro insomma di essere all'altezza della situazione. Sicuramente. È un brano di interpretazione, indubbiamente, di Bruno Lauzi e la sua famosissima Ritornerai. Riccardo Antonelli. Ritornerai, lo so, ritornerai, e quando tu sarai con me ritroverai tutte le cose che tu non volevi vedere intorno a te, e scoprirai che nulla è cambiato, che sono restato l'illuso di sé.
quel giorno riderai e non potrai lasciarmi più. Ti senti sola con la tua libertà ed è per questo che tu ritornerai. Ritroverai tutte le cose che tu non volevi vedere intorno a te e scoprirai che nulla è cambiato, che sono restato l'illuso di sempre e riderai, quel giorno riderai e non potrai lasciarmi più. Ti senti sola con la tua libertà ed è per questo che tu ritornerai, 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 ritornerai. Eccomi, sono tornata. Grazie, a grazie. forza di ritornerai, hai visto? Sono tornata. Bene, bene, Bella bene. Riccardo, comunque. Grazie. Bello l'arrangiamento e anche l'interpretazione. Bravo. Complimenti. Grazie, Ti grazie. faccio Daphne. vedere il foglietto, devi capire da te. Bene, e Io- allora Adesso tocca a... tocca a Cathy Varna. Cathy? Lui ha visto il foglietto, ha capito subito che c'era Cathy, perché come ormai sapete, avete visto nel corso di queste puntate, io presento Cathy col fogliettino che mi ha preparato Patrice sulle canzoni, sul tema della canzone che loro hanno scritto insieme e che lei canta in francese. Il titolo della canzone di oggi è Je m'en vais. Je m'en vais. Io me ne vado. Sì. Arrivederci. Arrivederci, io me ne vado. La canzone, il tema di questa canzone è la coppia che si separa. Si separa nel dolore, soprattutto la donna ci soffre e vive nei ricordi come se questi ricordi fossero il suo unico futuro. Cerca la sua immagine, la sua voce, il suo profumo, perché c'è un solo amore, questo amore che è morto. Quindi una canzone intensa, importante anche nei sentimenti. Lei comunque a un certo punto se ne va, no? Cioè dopo tutta questa accoramento alla fine è dice molla ciao, me ne molla vado. tutto. Ok, quindi adesso invece quelli che se ne vanno siamo noi. perché giustamente dobbiamo Ce ne ascoltare andiamo. Cathy Je Varna. m'en vais. No. Je m'en vais. Je m'en vais. Je m'en vais. Au revoir. Au revoir. Dans l'Asie du soir, folle de toi, être vue sans voix, un corps sans voix, sans espoir de toi. Jalouse du miroir, car lui te voit, même dans le noir, tu brilles en moi, dans l'illusion de toi. Je m'en vais veiller là-bas, les souvenirs au feu de bois, et puis souffrir
jamais en bout de toi. Je m'en vais pleurer là-bas, mon avenir au fond de toi qui va mourir. En moi, mon hosanna d'éternité. Jour encore à jeun de nos frissons, cherche ton parfum sur les tessons d'un amour de fin. À lueur de lune de jalousie, soupçons et rancune inassouvis, cherche fortune. Je m'en vais feuiller là-bas les souvenirs en feu de bois et puis souffrir leur à tout jamais en bout de toi. Je m'en vais pleurer là-bas mon avenir au fond de toi qui va mourir. En moi, mon hosanna d'éternité. L'amour te regarde au fond des yeux, la vie s'attarde comme un aveu, on dirait qu'il prie. Dans le bruit des larmes, il les écoute, mots qui désarment comme en un doute, mais jamais compris. Je m'en vais feuiller là-bas les souvenirs en feu de bois et puis souffrir leur à tout jamais en bout de toi. Je m'en vais pleurer là-bas mon avenir au fond de toi qui va mourir. En moi, mon hosanna d'éternité. Je m'en vais feuiller là-bas les souvenirs en feu de bois et puis souffrir leur à tout jamais en bout de toi. Cativarnà che adesso se ne va ma tornerà a trovarci le prossime puntate. Grazie Cativarnà. Grazie. Che brava che è. Poi sempre sorridente, veramente devo dire che noi siamo circondati da grandi artisti ma anche da belle persone, quindi grazie a tutti quelli che... Posso dire una cosa? Certo. Io ho sempre sostenuto che Mille Voci è un evento, nel senso che a differenza degli altri programmi, perlomeno quelli che io conosco, la maggior parte, noi ci si ritrova dopo un anno, ci si chiude una settimana in studio e si registrano più puntate possibili per poi mandarle diciamo così, in diffusione per tutto l'anno. E quindi ogni qualvolta che ci si ritrova a distanza di un anno diventa un evento, certo. A differenza delle altre che diventa routine o settimanalmente o giornalmente, certo. eccetera. Quindi questo perché ci si trova qui bene, sorridenti, cose, appunto per questo, perché è un evento. No, non siete d'accordo? Bene, allora. È vero, ci ritroviamo con piacere gli amici e accogliamo anche nuovi membri di questa famiglia di Mille Voci, come in questo caso. Che si allarga, una famiglia che si allarga, fine, in questo caso... Sono di moda. Sì? No, le famiglie allargate, sono di moda. In questo caso con la partecipazione di Mario Vettese. Buonasera. Ciao Mario. Ciao. Mio figlio... No, non dicevo, scusa. No. Mario è venuto, è un nuovo membro di questa famiglia in questa 21esima edizione di Mille Voci, è già venuto a trovarci nel corso di questa edizione ed è tornato in questa puntata. Complimenti. Grazie ancora. Per la tua voce, per la partecipazione. La canzone di oggi.
Allora, il titolo lo dico a te perché non è adatto a lui. Tu no, sei certo l'unica che no. donna per me. Vedi, Ecco. vedi, sto ragazzo già mi piace tantissimo, cioè è ovvio, no? Cioè, come è arrivato ha capito come Ecco. funziona qua, quindi bravissimo. Grazie. Tu saresti amico mio? No, tu Cioè, vabbè, fate i conti fuori, però questa mi è piaciuta scuso, parecchio. Ti scuso. Ecco. Mario Vettese. Grazie. Grazie Mario, grazie di essere stato con noi. Mario Grazie. Vettese. E adesso andiamo avanti Certo, nella nostra puntata certamente. con un'altra gradita ospite, amica della famiglia di Mille Voci, già più abituata alla partecipazione al nostro programma, che è Grazia Guerra. Sì, tocca a te, tocca a te. Mi guardava e Sono faceva io. dei segni Sì, per dire ma dice, tocca a me? Sì, sono tocca a proprio te. io. Sei proprio tu. Grazie Allora. per avermi detto che sono un'amica. Io sento di essere tua amica, sua amica, amica di tutti gli amici di Mille Voci. Grazie, alla canzone di oggi? Allora, la canzone che ho portato oggi è in tema con la canzone di Catì. Ah. Perché è un amore che finisce e si vive un pochino di ricordi, che però grazie al tempo che passa le sofferenze si alleggeriscono. Ricordi dentro me. Ricordi dentro me, Grazia Guerra. Il tuo profumo viene e va, ma la tua faccia non ci sta. E faccio finta di star bene, ad ogni lacrima che viene, racconto presto passerà. Ci metto un po' di fantasia nel raccontare una bugia. Ammazzo il solito pensiero che forse non è niente vero, che questo amore non c'è più. Sarai un ricordo dentro me, l'inferno è il mio veleno. Sarai un pensiero fisso che non posso cancellare. Vedrai, sarai la rabbia che vedrai, sarà normale guardarti in faccia e dire che sto bene, sto bene, sto bene. Il tuo profumo non c'è più, c'è solo un po' di nostalgia. È come un treno viene e va, per me tu sei passato già, un grande amore se ne va. Sarai un ricordo dentro me, l'inferno è il mio veleno. Sarai un pensiero fisso che non posso cancellare. Vedrai, sarai la rabbia che vedrai, sarà normale guardarti in faccia e dire che sto bene.
Grazie a Guerra alla 21esima edizione di Mille Voci, grazie di essere stata con noi. Grazie a voi. Grazie Gianni. Brava, grazie. Canzone napoletana? Non è che poteva mancare, capisci? Cioè, il turco no, è napoletano, quindi la canzone ero un po' in pensiero, no? Nel senso, dico, ci sono tante canzoni, però dico, manca ancora quella napoletana. Invece lui è il nostro compagno di viaggio alla napoletana. Bene, allora Nunzio Milo. Eccomi qua. Come va ragazzi? Tutto bene? Ci siamo? Per i ragazzi soprattutto. Noi siamo ragazzi. Stupendamente. I ragazzi di oggi. Allora Nunzio, questa bella canzone napoletana che tu porti qui nelle nostre puntate di Mille Voci, ogni tanto anche io e Riccardo ci dilettiamo con la canzone napoletana. Però bravissimi. devo dire che Nunzio è veramente, veramente molto, molto bravo nell'interpretare questi brani. Io vi ringrazio, quanto prima dobbiamo organizzare qualcosa insieme. Vedi, questa è un'idea, perché una serenata napoletana insieme. Adesso Nunzio, fai come prima, capisci come ha fatto Mario, no? Che mi ha guardato, ha detto il titolo, adesso... Allora, Riccardo, aspetta un attimo. Dai. Tanto... Ti allontani? Io mi allontano per lasciarci soli e vi lascio soli. Allora, ci lasci soli. Riccardo in questa edizione fa un po' di tutto, questo Daphne. ci dobbiamo dire, quindi ce la stiamo un po' aggiustando la situazione. Adesso il titolo della canzone. Daphne, non ci sta guardando nessuno. No, nessuno proprio. Nessuno. Nessuno. Io te vorrei vasà. Capisci? Anche lui, anche Nunzio Milo ha capito come funziona, no? Giusto, È finita lì. Abbiamo finito, Riccardo, posso prego. arrivare? Ok, arrivo allora. Ecco. Okay. Grazie mille. Grazie Riccardo. Nunzio Milo. Ite vorria vasà. Ah, che bell'aria fresca, odore malvarosa, e tu dormendo stai, coppa sti frone rosa, o sola poca a stu giardino sponta, o vento passa e vasa, stu riccioli l'infronta, io te vorrei vasa.
Bravo Nunzio. Tu rosa mia. La tua commozione è la nostra. Grazie a Nunzio Milo. Sì. A chi tocca? A chi tocca? Ho preso il microfono. A chi tocca? A chi tocca? A Daf. Daf. Bravissimi. A me. Senti, tu ce l'hai in particolar modo con una stagione. Sì. È così, cioè ti è proprio antipatica. Mi è antipatica, sì, questa sì. stagione. Sì. Perché è una mezza stagione, com'è? Perché ti è antipatica? Perché è una mezza stagione. No, perché non esistono più le mezze stagioni, Riccardo, No, forse vero, è per questo. Allora forse è questo, hai ragione. Bene, una stupenda canzone, naturalmente, la tua interpretazione di Maledetta Primavera. Daphne. Voglia di stringersi e poi vino bianco, fiori e vecchie canzoni, e si rideva di noi, che imbroglio era, maledetta primavera, che resta di un sogno erotico se al risveglio è diventato un poeta. Se a mani vuote di te non so più fare, come se non fosse amore, se per errore chiudo gli occhi e penso a te. Dentro di me, di carezze che non toccano il cuore, stelle una sola ce n'è che mi può dare la misura di un amore, se per errore chiudi gli occhi e pensi a me. Per innamorarsi qua
il rosso? Microfono rosso? Grazie. Passiamo il testimone? Ma sì, un attimo che... Eccolo. Ah, ecco, hai il tuo microfono, perfetto. Sì. Allora, abbiamo settato i microfoni, no? Quindi... siamo alla fine di questa puntata, di questo appuntamento con questa puntata di questa 21esima edizione di Mille Voci, e dopo un classico della musica leggera italiana, in realtà tu canti in italiano aspetta, fammi capire. Della serie Il pericolo del mio mestiere. Canti in italiano le canzoni che però sono diventate famose all'estero, sì, e che comunque hanno avuto anche successo in Italia con un testo italiano. Tradotti in italiano, sì, quindi. Certamente, quindi sono delle canzoni conosciutissime che vi invito anche a cantare con me, perché no, insomma, anzi, c'è il coro, abbiamo anche il coro, abbiamo i Seven Hills, quindi abbiamo tanti artisti bravissimi. Sì. Allora cantiamo con Riccardo Antonelli, noi qui in studio e voi da casa. Sicuramente. Riccardo Antonelli. Prego. C'era una volta un bianco castello fatato, un grande mago l'aveva stregato per noi. Sì, tu mi ami come se fossi per te un vero re. Proviamo tutti insieme, dai! Mai, mai, mai ti lascio. Ora voi, dai! Mai, mai. E per noi il tempo si fermerà. Tu sarai sempre regina ed io il tuo re. Tu sarai sempre regina ed io il tuo re. Torna presto, amica mia, torna presto a casa mia, non andare per il mondo senza me. Ti perderesti come stai perdendo me. Torna presto. Io di notte sono solo e ai pensieri mi abbandono. Mi vien voglia di morire, ma per chi? Non so deduso che su questo sei per me. Torna presto. Per chi il cuore batterà ancora, per chi non ci sei, per chi sorridere e sperare ancora, per chi io vivrò. Negli occhi miei perché non cerchi mai l'amore che può illuminare ancora gli occhi tuoi. Ne va, non ti vuol bene ed ora tu lo sai, ma se tu vuoi riprendere
il mio posto accanto a te. Sì, piangi ma sorridi ancora, amore mio, con me. Grazie, Riccardo Antonelli. E chiudiamo, venite insieme a noi, prego. qui al centro dello studio. Grazia Guerra, Nunzio Milo, Cativarnà, Daniele Sinasce, Lorenza Bettarelli, Mario Vettese, i Seven Hills con Riccardo Antonelli e Daphne Barillaro. Chiudiamo questa puntata di Mille Voci e vi diamo appuntamento alla prossima. Gianni Turco, sigla!